Ciao a tutti! Questo è il vlog della settimana che inizia in realtà il sabato, perché oggi è sabato. Sono meno un quarto alle 8 di sera. Sì, ho il ketchup, la maionese, oddio, e ho la candela, perché è andata via la luce per tipo la millesima volta ormai. Però adesso sta mancando, sarà un minuto che manca, quindi io ho acceso già le candele. Ho questa qui sulla tavola e poi di... È tornata la luce! Ecco, quindi il mio vlog è già finito. No, vabbè, dicevo, c'ho anche il forno che va e continua a saltare la corrente. Per fortuna, diciamo che avevo già... è praticamente pronta la roba, quindi lasciando il forno chiuso si finisce di cuocere, ma veramente sta saltando la corrente, tuona addirittura. Cioè, sta nevicando di fuori e tuona. Ha già fatto due tuoni, cioè, con la neve, non li ha mai fatti. Non so, per me è una cosa nuova. Eccoci qua, stiamo mangiando a lume di candela, sono le 9 di sera. No, quasi 9 e mezza, cioè la corrente è definitivamente saltata, ormai sarà un'oretta. Sì, un'oretta che è saltata. E quindi niente, mangiamo a lume di candela. Buongiorno Panna, buongiorno Pepe, buongiorno Pipo, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Cos'è quello? Oh, pensavo fosse un vomito, invece è un gioco dei gatti. Mi ha preso un colpo. Vabbè, apro lo scuro qui. Come lunedì è un lunedì nuvolosissimo e niente, avete visto che c'è stato il blackout? Ahimè, anche questa volta c'è stato il blackout. Vabbè, tanto è tornata ieri mattina alle 5 e mezza circa la corrente. Quindi siamo state senza la notte, la sera, notte, diciamo, quindi non è stato un problema. Yes. Ecco. È arrivato Peppe qua sotto, ma no, non lo vedete. Vedete la punta della coda? È andato via. Oggi mi rifaccio questa maschera qui. Poi devo andare in farmacia e quindi ci vediamo dopo che ho fatto tutto e a dopo. Yeah, che super inquadratura che ho. Sono le 9:10 e adesso ho fatto la maschera alla faccia, ho la pelle bella liscia liscia liscia. Quando è che l'ho fatta l'ultima volta? Venerdì sera? Sì, ecco che vi ho fatto vedere. E, no, no, la pelle è bella proprio. Niente, adesso mi bevo il caffè latte che ho qui e poi vado in farmacia. Penso di andare qua in paese perché non ho voglia di guidare fino a San Vito. Oddio, Panna è andata su Tiragraffi. Novità. Novità delle novità. Oh, da quando ci sono quei due là non va più sul tiragraffi. Anzi, da quando c'è il piccolo non va più sul tiragraffi. Ah, Pannina, che brava! Brava, Bunny! Quello oscillava. Bunny? Ma chi si ricorda che c'è il videovlog, il weekly vlog? Aspettate che c'è la TV, devo... 100% italiano, ecco. Sto mangiando. Ok, sono le 2:30. Io sto mangiando adesso vi faccio vedere la nocciolata, questa qui senza latte, che sa da cioccolata fondente praticamente, e le gallette di riso. Ecco, ne ho appena mangiata una sola, non ho mangiato chissà che, perché le gallette riempiono tantissimo, per cui boh, sono proprio adatte ad uno spuntino. Avevo proprio voglia di mangiare qualcosa. A pranzo invece ho mangiato purè, che è avanzato di ieri sera,
con i booster sempre avanzati ieri sera, così ho finito tutto. E mi sto guardando video di Paula Style, l'ultimo video di oggi, che è uscito oggi, l'haul dai cinesini con abiti indossati. E adesso metto legna nel fuoco. Nevicava prima, nevica ancora adesso, sì, è un'oretta e qualcosa che nevica, un'ora e mezza, però non è neve come l'altro giorno, cioè l'altro giorno nevicava, sembrava che venisse giù, cioè nevicava alla velocità della pioggia, come scende la pioggia scendeva neve, cioè una cosa assurda. No, invece adesso nevica, ma non è preoccupante la cosa. È passata qualche ora e adesso sono esattamente meno 10 alle 6. Io ho deciso di fare dei toast, magari ci facciamo una minestrina e insieme mangiamo i toast, insomma, vediamo, non solo, cioè io per me mangio anche solo toast, però mio moroso no, ha bisogno di mangiare di più. E niente, quindi adesso mi preparo i toast. Io compro sempre questo qua, ma ve l'ho detto nel video spesa che però vedrete tipo a fine mese. Compro sempre questo per fare i toast e sempre questo pane qua, non compro più quello da toast proprio, anche se questo qua è un po' grosso da mettere dentro agli aggeggi, quelli che vanno nel tostapane. Comunque niente, ho messo anche lo smalto e se riesco a mettervelo a fuoco, eccolo qua. Questo è lo smalto dell'Avon, è la colorazione Siberia, mi piace tantissimo perché è un blu veramente scuro e è anche, cioè è come se fosse, sì, qua c'ho le pellicine, metallizzato, cioè vedete ha i micro glitter, ma veramente micro e quindi è come fosse metallizzato, bello. Quindi Avon colorazione Siberia, bellissimo. Niente, faccio i toast. Eccomi qua, oggi è martedì, adesso sono le 11:30 quasi, faccio una doccia. Avete visto, mi sono accesa le candeline e sì, sono quelle che stanno in bagno queste. E niente, adesso faccio una doccia e aspettate che chiudo, aspettate che chiudo la porta. Ecco, così si scalda il bagno. E niente, adesso vado a lavarmi, qui è tutto un lago, il Poggiolo, avete visto che c'era la neve. E sono stata su dai miei, così ho fatto strada anche lassù, ho aiutato a tirar via la neve. E sì, oltre ad aver tirato via la neve qua, sono andata anche su dai miei, l'ho tirata via anche lassù. Però lassù veramente sembra di camminare di andare in una trincea, perché c'è tantissima neve rispetto a qua. Ho fatto tutto e qua stranamente c'è il tappeto che va dove vuole, vero Pepe? Ehi, sì, Pepe. Ma però ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ho anche svuotato il forno dalla cenere perché era pieno. Ho fatto fuoco, c'è la pasta che sta cucinando ma è quasi cotta. Cuocendo, ma è quasi cotta. Ho passato anche l'aspirapolvere ovunque, sono troppo brava. Cioè tutto in 40 minuti ho fatto tutto praticamente. Poi io la doccia ultimamente sono molto lunga a farla, quindi che palle. Vabbè, la neve si è abbastanza sciolta oggi, sì, abbastanza.
Dopo attacco il deumidificatore perché c'è tanta umidità e quindi niente, pomeriggio relax e basta. In un quarto alle 5. Io oggi ho creato, però non ho creato come al solito, quindi ago, filo e perline. Ho creato diversamente, ho fatto degli orecchini primaverili e degli orecchini meno, vabbè, però li ho fatti diversamente, molto molto facili. Non farò tutorial perché l'avevo già fatto molto tempo addietro, però mi piacciono molto, li sto guardando adesso e quindi vi farò un video creazioni. Buongiorno, oggi è mercoledì e adesso mi metto a pulire la cucina un po' con lo sgrassatore che vedete lì, perché ieri sera ho fatto carne. C'è un odore di carne qua dentro che fa schifo, a me non mi dà molto fastidio e quindi ho deciso di pulire un po' la cucina con lo sgrassatore così va via l'odore. Mi sono tirata fuori di nuovo questo qui e una bottiglia l'ho già finita e quindi mi sono versata un po' nella tazza, adesso mi bevo questo. Mia mamma mi ha dato il plum cake e niente, e quindi quello è per dopo pranzo. Ho appena cucito le braghe di mio moroso, solo un paio perché erano scucite sul cavallo e era una cosa che riuscivo a fare io, se no do a sua mamma da fare perché io non sono capace a fare più di tanto. Se è una scucitura piccola sì, se è da cucire tantissimo no. Ecco, quindi ho fatto quel lavoretto. Fuori il tempo è nuvolosissimo, c'era qualche fiocco stamattina che scendeva, però niente di particolare. Adesso metto via, anzi di qua, metto via l'ago, che no, sì, qua, l'ago, il filo, no, va dall'altra, che dovete sapere che il filo va là, a posto, questo lo metto via. Questa va di qua in stanza computer. Ho messo questo qui rosa di canovaccio sopra, perché a me piace coprire il gas e quindi ho messo questo qua rosa, invece per le mani ho messo questo qui fucsia, rosa fucsia. Ho quasi finito il succo. Sono qui con i gatti, allora Angela, Silvestro, qui c'è Celestino, Pisola, Sky, e Leonessa e Gastone. Sono qua. Gastone è quello qua sotto. Là. Ok. C'è troppo sole. Oh, mi stavo accecando con tutta sta neve. Sì, qua ce n'è una montagna alta quasi come me. Il sole è bello caldo, Sì. Sole primaverile, decisamente. Speriamo che si sciolga presto la neve. Lui è Silvestro, è il figlio di Angela, di lei, della tartarugata. Capitata qui per caso, l'hanno abbandonata molto probabilmente, perché aveva tanti problemi di intestino, poretta. Sì, non sappiamo cosa avesse, ma insomma aveva problemi. Vero Angela? E lui è il suo bambino, è uscito bianco e nero. Celestino? Celestino invece ha la stessa mamma di Pepe. Beh, Celestino ha la stessa mamma di Pepe. Sì, non si assomiglia, no, effettivamente non assomiglia a Pepe. E invece quelle due sono sorelle, Sky e Pisola. E là c'è la mamma di Pipo, che tra l'altro lei è la mamma di Pipo e è la mamma di Sky e Pisola. Celestino, amore, come sei bello. Aia. Anche se non mi mordicchi, Celestino. Ciao a tutti, oggi è giovedì e sto andando a fare una lavatrice, quindi ho la roba, ho il cesto della roba in mano, per quello faccio fatica.
vado appunto a fare questa lavatrice perché ho il cesto pieno e siccome c'è il sole oggi ne approfitto per fare una lavatrice semplice. Sono a computer nella stanza hobby, stanza computer, che tra un po' inizierò ad usare questa benedetta stanza quando farà un attimino più caldo. Beh, già oggi mi sono messa qui, però ho il caffè latte caldo che mi scalda le mani, se no già sono belle ghiacciate. Sono contenta che i weekly vlog vi piacciono perché ad esempio l'ultimo è arrivato a 402 visualizzazioni e possono essere poche, però per me sono veramente tante. Contando che è meno di una settimana, per me sono veramente tante. Non pensavo piacessero questi weekly vlog, nonostante io faccia vedere sempre le stesse cose, perché non so, sì, appunto, come vi ho detto mille volte, non ho una vita movimentata. Questa è la vita di una persona normale e non di tipo Nicole Kiss and Makeup 01 che fa una vita di quelle di lusso. E niente, no, c'è il piccolo. Devo ancora portare a castrare il piccolino. È ancora a posto. Non dà ancora segni di... Oh sì, ogni tanto c'è uno squilibrio un po' ormonale, ma insomma, ecco, è sulla finestra. Ho deciso che proverò adesso a registrare un video di nuovo con la macchina fotografica, perché sarebbe in ogni caso in HD come il telefono. E quindi posso registrare con questo, visto che nel computer ho un programma di video editing e vedo se va. Se va, allora magari registro i vlog col telefono e gli altri video li registro con la macchina fotografica che ha la messa a fuoco automatica, non come l'iPhone che non ha la messa a fuoco automatica e quindi è un po' una scocciatura. Per invece i video tutorial sulle perline, quelli li registro assolutamente con l'iPhone perché ha il Full HD e quindi si vede veramente bene. Sto mettendo via legna. Pepe sta giocando come un disperato e niente, si era nascosto sotto il tappeto di camera come fa sempre. Cioè, è pazzo. Io sto mettendo via legna e che così l'ho già fatto sto lavoro, di solito lo faccio pranzo dopo pranzo, però mi conviene farlo la mattina così il pomeriggio ce l'ho libero, no? E poi devo stendere che ho, ecco, la roba sul tavolino. Finisco questo lavoro, adesso ho quasi fatto perché la legna è abbastanza alta e svuoto questa borsa, poi riempio di nuovo le due borse e le lascio di là in bussola così ce le ho pronte, ma non dovrebbe più nevicare questa settimana. E poi stendo la roba della lavatrice, ho messo un'altra lavatrice ad andare e basta, questo è quello che faccio per il momento. Sono piena di tagli qui sui bordi, sui lati delle labbra, ma purtroppo questa stagione fa questi effetti qua a me, oltre alle allergie varie che quest'anno non dovrei avere, speriamo, perché prendo l'antimicrobico e quindi dovrei essere abbastanza immunizzata, vedremo. Niente, finisco di mettere via la legna e ci vediamo. Oggi è veramente bello, cioè c'è caldo, c'è il sole caldissimo, io ho tutta la roba stesa, no anzi lì sui fili ne ho poca adesso perché ho tirato su tutto quello che avevo steso perché era tutto più o meno asciutto, ho lasciato solo le ultime cose da asciugare e basta. Sono contenta perché dovevo fare ste lavatrici con la roba proprio sporca sporca e quindi sono contenta di averle fatte. E niente, quindi ho tutto aperto tranne la porta qui di salotto è chiusa. Questa qui adesso la chiudo un po', la socchiudo, e di là invece è aperto, che i gatti vanno avanti e indietro come vogliono. Adesso mi piego la roba asciutta e poi sto lavorando al computer, sto mettendo gli ultimi orecchini che ho creato nello shop Etsy e vi ricordo che c'è lo sconto e ve lo scrivo qua sotto, c'è un codice sconto per acquistare, per il primo acquisto sul mio shop e guardate che sono piena di... devo iniziare a prendere le vitamine perché altrimenti mi riempio la faccia di roba. È venerdì, buongiorno. C'ho il ciuffo, cioè non è una cosa fatta apposta, ho il ciuffo. Così mi sono alzata dal letto. Bene. No, in realtà sono sveglia da un po', ho già finito il caffè latte, quindi
Sono qui sul divano, ho guardato l'ultimo video, penso sia l'ultimo, di Pepper Chocolate. E ieri ho creato degli orecchini e ce ne sono alcuni che mi piacciono tantissimo, non li metterei neanche in vendita, invece li metterò in vendita. Però veramente mi piacciono, sono tutti pezzi unici, non posso ricrearli. Tutti gli orecchini che sto creando adesso sono tutti pezzi unici. Non so quando farò dei tutorial, devo mettermi a registrare i tutorial, ma sinceramente non ho idee al momento. Oggi la giornata è abbastanza nuvolosa e peccato perché sarebbe stato bello se ci fosse stato il sole come ieri. Ieri era una bella giornata primaverile, almeno il pomeriggio era primaverile, sì. Ieri sera sono stata da mia mamma a fare inglese. Pepe sta osservando Panna che gira come una vagabonda e il piccolo che sta mangiando dalla ciotola. Sì, sta mangiando tutto. Pepe! Ciao, Pepper. Pepper. Situazione attuale è questa, cioè ho Panna così. Ecco. Niente, oggi è in vena di coccole. Durante questa mattinata del venerdì ho rasato i capelli, li ho sistemati, ovviamente ho tagliato anche quelli lunghi perché è difficile da soli col rasoio. Farò una maschera per sistemare un pochino perché sono veramente rovinati, tenendoli sempre legati si rovinano. Oggi per pranzo c'è questo, ravioli con pomodoro e basilico. Non li ho fatti io, sono già pronti. Adesso li lascio lì finché arriva il mio moroso a mangiare. Vi abbandono già adesso con il vlog, vi lascio al resto dei video e ci vediamo la prossima settimana con un altro weekly vlog. Vi ricordo sotto nell'info box trovate tutti i miei social per seguirmi ovunque. Che noia aspettare. Qui il tempo continua a essere molto nuvoloso, c'è anche un sole che vorrebbe uscire ma non è ancora uscito. Niente, detto questo, adesso mi metto alla ricerca di una buona maschera fai da te per i capelli e voglio anche comprare la tinta. Non so che tinta, però mi tingerò i capelli in futuro, prossimamente. E basta. Vi ringrazio per aver seguito questo videoblog e ci vediamo al prossimo, come sempre. Ciao a tutti dalle Dolomiti.